Amici bellini, sto tutto storto, ma perché si provano esperimenti e così. Volevo aspettare un po' più di tempo per postare questo video perché stavo aspettando notizie sul report dell'allenamento, no? Di Insigne e Fabian, che ci interessa moltissimo, ma visto che non arriva, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, prima di tutto mi giro dall'altra parte per vedere, perché come faccio io a fare un video senza dire benvenuto Oscar? Benvenuto Oscar sicuramente. Dopodiché ci rimettiamo nella situazione di Ambrabam, perché tra un poco mettiamo pure un pochino di lavagnetta per fare delle ipotesi per quanto riguarda la formazione anti-Lazio, perché ci sono dei dubbi ma abbiamo anche delle certezze, sicuramente, anche e soprattutto per quanto riguarda la Lazio. Allora, facendo un recap di quello che è successo ieri, ovviamente cose che ci interessano da vicino sono il Leicester che ha battuto il Legia, e quindi la situazione di classifica in questo momento, che vede il Leicester a 8 punti, lo Spartak a 7 punti insieme al Napoli ma in vantaggio per gli scontri diretti, e il Legia a 6 punti, significa che contro il Leicester noi, per avere una chance, dobbiamo vincere assolutamente. Adesso vi spiego poi nello specifico e lo potete leggere anche qui, no, qua, lo mettiamo qua, tip. Il Napoli va agli ottavi se batte il Leicester, lo Spartak non vince a Varsavia, perché se lo Spartak vince poi si mettono comunque sopra di noi e negli scontri diretti ci fanno. Il Napoli va ai 16esimi se batte il Leicester ma lo Spartak vince a Varsavia, i russi si qualificherebbero, lo sappiamo, l'abbiamo detto. Il Napoli retrocede in Conference, quindi arriviamo terzi se pareggiamo con il Leicester, ininfluente diventa il risultato di Varsavia e quindi non c'è problema. Ma se perdiamo con il Leicester e lo Spartak vince o pareggia a Varsavia, comunque andiamo in Conference League. Il Napoli va fuori completamente dall'Europa se perdiamo e lo Spartak perde a Varsavia, e quindi praticamente siamo completamente fuori, perché sempre per gli scontri diretti siamo indietro ai russi. Ci rendiamo conto di come è brutta la situazione? Ci rendiamo conto, e so benissimo che tutti quanti voi state pensando, speriamo usciamo, arriviamo ultimi così. È notizia di oggi che il Napoli continua a perdere punteggio di ranking, poi dopo quando poi facciamo una corsa per andare in Champions League siamo bassi nel ranking, andiamo in ultima fascia e prendiamo squadre incredibili, poi ci lamentiamo che siamo sfortunati, ma è la solita storia. Lo capisco, voi vi volete concentrare sul campionato, non abbiamo una rosa lunga che si diceva all'inizio, alla fine, con gli infortuni e con dei giocatori che giocano pochissimo, lo capisco, ma figuratevi se non lo capisco. Però è inutile poi fare la corsa ad andare nell'Europa se poi facciamo la corsa per uscircene, per poi poter andare di nuovo in Europa. E che facci? Veramente è una cosa solamente per avere quei pochi spiccioli della qualificazione, per un fatturato che non cresce. Io non credo che si debba fare così, io credo che si debba puntare a battere il Leicester senza fare calcoli, perché altrimenti ti abitui anche a perdere, è l'abitudine a perdere che non va bene. Il Napoli che vinceva tutte le partite ci dava una sensazione bella, quella di essere forti, di potercela giocare contro tutti. Adesso che abbiamo steccato queste ultime partite, un po' il Verona e un po' l'Inter e un po' di nuovo lo Spartak, abbiamo quella sensazione, dovete essere onesti, quella sensazione che possiamo perdere contro chiunque, sì, ed ecco che non deve succedere e dobbiamo rialzarci subito dando un bel segnale contro la Lazio, la quale ha battuto nettamente in uno 0-3 secco gli altri russi, gli altri moscoviti del Lokomotiv, con un Immobile ritrovato, e che ovviamente sempre cecchino dal dischetto. Avete anche visto il primo rigore che ha tirato, il portiere gli diceva tiralo qua, e lui l'ha tirato là, perché Immobile, quando io ho notato una cosa, quando lui sa di tirare contro portieri che studiano, ricordate contro Andanovic, lui la mette dall'altra parte perché il portiere studia e sa che la maggior parte dei rigori Immobile li tira a incrociare, ma li tira a incrociare talmente forte e preciso che anche se tu lo indovini è difficile che lo prendi. Però in quel caso cambiò lato. Invece questo non conosce il portiere, la mette dove si sente più sicuro e la mette 2 volte dove si sente più sicuro, e il portiere ha voglia a provarci, non ci arriva. Quindi la brutta notizia è che la Lazio recupera Immobile e sta già in gran forma, già subito ha segnato
una doppietta, e sta alternando, io ho guardato un pochino gli highlights, sta alternando Felipe Anderson con Pedro, davanti sta prendendo un minutaggio Zaccagni, e quindi lo conosciamo, Napoli-Verona, lo conosciamo benissimo. A centrocampo adesso sta prendendo un po' più di minutaggio anche Basic, perché evidentemente con Luis Alberto e con Milinkovic-Savic manca quell'Allan della situazione di cui noi abbiamo sempre parlato. Poi vertice di centrocampo, vertice basso, possono alternare Cataldi più regista o Leiva che è più mediano. Però in questo momento loro stanno shiftando, no? Stanno spostando, invece di avere Lamsic, Jorginho, Allan, hanno questo Luis Alberto, Leiva o Cataldi e Basic. Basic dovrebbe garantire un po' più di interdizione rispetto a un Milinkovic-Savic che più attacca, però Milinkovic-Savic riempie l'aria, prende i palloni di testa, quando c'è da buttarsi nell'aria, tirare da fuori, l'abbiamo visto, è pure entrato poi nelle rotazioni, e noi dobbiamo sperare, perché lì sono forti, lì sono veramente forti a centrocampo e in attacco. Dobbiamo veramente cercare di puntare dei punti deboli della squadra di Sarri, che sono in difesa. Ovviamente Acerbi è una garanzia, a fianco a sé gioca Felipe, almeno queste sono le ultime cose che abbiamo visto. Ieri ha giocato Patrick terzino destro, quindi mi pare che non dovrebbero avere ancora Marusic, e Yusai è sempre titolare della fascia sinistra. Se qualcuno ha notizie diverse fatemelo sapere assolutamente, poi facciamo anche delle altre ipotesi. Insomma, noi dobbiamo puntare tutto su Lozano contro Yusai, diciamocela come me la sento, è assolutamente così, che è lì che possiamo giocare le nostre chance, con Reina che tornerà in porta, che ci conosce molto bene. Ma non sappiamo noi se avremo a disposizione ancora già Insigne e Fabian, il quale uno ha fatto più palestra e campo, Insigne invece ha fatto un minimo di recupero, di riallenamento, però non si sa ancora se sono recuperabili. Idem non sappiamo su Demme, quindi facciamo un attimo una brabam, ci spostiamo dall'altra parte in questo modo. Ci spostiamo da quest'altra parte, e questi sono un pochino i dubbietti che abbiamo, perché se è vero come è vero che dovrebbe tornare Ospina in porta, e su questo non c'è dubbio, Di Lorenzo non abbiamo alcun dubbio che giocherà Di Lorenzo, Rachmani dovrebbe tornare titolare, anche se Manolas pare si stia allenando col gruppo, ma oramai Rachmani dà più garanzie, Koulibaly non si muove e Mario Rui non si muove, non c'è nemmeno il dubbietto di no. Non è ancora il caso. Dubbio Fabian, dubbio Demme, che si è negativizzato ma non sappiamo in che stato di forma si troverà. Io sto recuperando un pochino l'olfatto, oggi ho fatto il caffè, la storia su Instagram, sento un pochino l'odore del caffè, quindi bene, e quindi ho ipotizzato uno Zielinski qua, sempre il dubbio se giocano 4-3-3 o sottopunta, ma ci siamo, e non ho messo Elmas perché Elmas potrebbe giocare titolare al posto di Insigne se non ce lo dovesse fare in questa zona. Lozano ovviamente ha il posto assicurato, mancandoci Politano e mancandoci ancora un ass, e qui il dubbio: far giocare Mertens dal primo minuto o Petagna, avere tutti piccolini contro la difesa alta di Sarri, sempre che la faccia alta, nel senso che quella è l'idea, ma ancora gli automatismi non sono perfetti nella difesa di Sarri. Far giocare i piccolini con far garantire insomma un po' di scambi veloci qua sulla tre quarti con Lozano che può poi scappare dietro la linea, potrebbe essere un'idea. Se invece si punterà su Petagna, ecco che lì dobbiamo avere gli inserimenti dei centrocampisti, i famosi inserimenti, la pallata. Mario Rui falla di più la pallata, lo so che non è Osimhen, ma Petagna in qualche modo può fare a sportellate, una Acerbi, un Felipe che non rinvia bene, e noi poi a rimorchio dobbiamo arrivare, essere coraggiosi e arrivare a rimorchio tenendola anche noi bella alta la linea di difesa, e lì possiamo crearci dei pericoli, possiamo creare dei pericoli alla Lazio. Secondo me sarà una partita aperta, non so quanto la Lazio sia già sarrista, non ho visto grande sarrismo, ma dobbiamo vedere contro di noi che cosa faranno. Immagino una partita aperta, speriamo ecco che il tempo effettivo di gioco non sia così basso come al solito. Non credo che la Lazio abbia nelle sue caratteristiche quella di fare falli sistematici, insomma vediamo, dobbiamo vedere. Non ho visto abbastanza partite, ma oggi c'è una live tra poco su Fan Rating dove parleremo
parleremo con un tifoso della Lazio, quindi seguite Fan Rating e cercheremo di capirne di più, e io magari gli dirò tutte cose false per non scamare le tattiche, non lo so, adesso vedremo. Quindi chi è iscritto al canale Telegram sotto avrà il link da seguire per Fan Rating, e quindi stiamo a posto. Ragazzi, possiamo anche chiuderla qui. Ambrabam dall'altra parte. Passiamo da quest'altra parte un'altra volta. Non c'è molto altro da dire. Io però in chiusura vi voglio dire che ho guardato distrattamente un pochino tutta la serie di Amazon All or Nothing della Juventus, ovviamente per Haraki di nuovo, capito? Per masochismo, e se volete ne possiamo anche parlare, ne possiamo discutere. Mi dà l'impressione di una serie, è un documentario su Bonucci. È un documentario su Bonucci dove si vede la sua leadership. Ronaldo non è stato proprio considerato, anche perché poi molla. Pirlo viene cercato di esaltare, ma alla fine poi Pirlo viene mollato, come viene mollato Paratici. Insomma, alla fine Agnelli si dice e non entrare in Champions non è un'opzione, proprio la sicumera. Ma la sicumera, se non fosse stato per il Napoli e per il Verona, voi in Champions non ci sareste andati. Quindi fa ancora più male che proprio noi li abbiamo accompagnati a rendere quella stagione All or Nothing, che sarebbe stato nothing se non fosse per la Supercoppa che hanno vinto contro di noi, la Coppa Italia che è coppetta quando non la vinci, ma gli piace quando la vince, è sempre un trofeo, contro l'Atalanta, e poi in pompa magna in Champions proprio perché noi abbiamo steccato. Quindi fa male. Come fa male, ho visto la 10ª puntata della serie di Maradona e purtroppo insomma si concentrano molto sul Messico 86, ovviamente, ma non può finire lì. Cioè, io credo che ci sia un'altra season, non lo so se faranno altri, non finisce lì la storia di Maradona, è fatta veramente maluccio, si concentrano assai su delle cose, poco su altre, ne esce fuori un personaggio spesso arrogante. Non che lui insomma fosse uno stinco di santo, ma il Diego uomo era molto più sensibile di quello che viene poi mostrato nella serie. Veramente, quando poi si sanno molte cose della persona, quando poi vai a fare la serie TV, che non è un documentario, quindi romanzando, molte cose non vengono bene, e ne parleremo, lo sapete, faremo un approfondimento. Devo solo capire se è finita. Se è finita siamo pronti a fare l'approfondimento, e oltre a parlare delle cose che hanno proprio fatto male, cioè Scolotti che segna in continuazione, delle Alpi e tutta una serie di cose fatte male, parleremo proprio di come l'hanno pensata questa serie TV, che a un certo punto sembra il Posto al Sole, ma con il rispetto per il Posto al Sole, che il Posto al Sole ci ha sempre fatto divertire, però con Maradona non è accettabile che il miglior giocatore del mondo, una serie così raffazzonata, non è proprio possibile. Si poteva far meglio, si poteva sicuramente far meglio. La statua l'hanno messa fuori a San Paolo, l'hanno tolta subito, pare che era previsto, io ci sono rimasto malissimo, ma come? Facciamo tutte le fotografie, le cose, finalmente sei al tuo posto dove ti spetta, l'hanno ruata, la devono aggiustare, la devono limare, quindi solamente si è fatto un giro fuori grotto, si è fatto un giro e poi la tolgono e poi la rimetteranno chissà quando. Nel frattempo Insigne, venite allo stadio, venite presto, i laser, le cose di laser, la sua immagine fantastica, le imprese del piedino, la manina, la manita. E dai, ma si può mai fare una cosa del genere? Tu stai parlando di Maradona, chi è responsabile di far venire bene un video? Non te lo puoi imparare a memoria, benissimo, rifallo finché non ti viene bene, perché si vede che stai leggendo e non stai nemmeno capendo quello che stai dicendo. Non me la prendo con Insigne, un pochino anche con Insigne, perché Juan Jesus l'avrebbe fatto molto meglio, e l'ha fatto molto meglio, parole molto più sentite sia Juan Jesus che Koulibaly eccetera eccetera. Però è triste che pare che non ve ne fotte proprio. Cioè, c'è tutto un lavoro dietro di bei video fatti su Instagram, su Diego, tutta una serie di cose, poi fate la cosa, venite allo stadio, non leggo, veramente è un peccato, è triste, non lo so, è triste. Poi vabbè, sono io che mi lamento sempre. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, non vi ho chiesto nemmeno i like, non fa niente, quelli che ci sono, quelli che non ci sono non fa niente, me la prendo, non me la prendo, mi cambia poco veramente. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.